Eder, Mac, Pallister. Continua l'organizzazione della manifestazione che terremo il 12 mattina a Rimini dalle ore 9 davanti al Palazzo di Giustizia, una volta che abbiamo ottenuto ieri il permesso da parte della Questura. Manifestazione pacifica, chi verrà è pregato di portare striscioni ideati con creatività, ironia, ma assolutamente non offensivi, perché non è questo il nostro intento. Precisiamo anche che lo scopo principale della manifestazione è semplicemente quello di chiedere una maggiore equità nella valutazione delle prove riscontrate e quindi che non vengano interpretate sempre a senso unico. Naturalmente questo è lo scopo per cui tutto ciò viene organizzato. Chi interviene in propria coscienza naturalmente poi sa perché lo fa. Davide Barzan e Alessandro Proto, la strana coppia delle promesse impossibili. Immaginate due personaggi che sembrano usciti da un film di Totò, ma senza la simpatia del principe della risata. Uno si presenta come un criminalista di successo, l'altro come un magnate immobiliare con il mondo ai suoi piedi. Entrambi, però, hanno un talento comune, quello di trasformare sogni in incubi e promesse in aria fritta. Stiamo parlando di Davide Barzan e Alessandro Proto, due figure che, a distanza di anni, sembrano seguire lo stesso copione, come se avessero frequentato insieme la scuola di grandi illusioni. Spoiler, non esiste, ma se esistesse, loro sarebbero i professori onorari. Grazie alle inchieste delle Iene e al chiacchiericcio mediatico emergono similitudini tanto sorprendenti quanto esilaranti tra le loro storie. Preparatevi, qui c'è materiale per un romanzo, ma cercheremo di essere precisi, umoristici e soprattutto di non far arrabbiare nessun avvocato. Sia Barzan che Proto hanno un debole per il pallone, ma non per giocarci. Il loro sport preferito sembra essere promettere di comprare squadre di calcio senza un euro in tasca. Barzan, secondo le Iene, negli anni passati fece credere a Cosenza di essere il prossimo sceicco del calcio italiano, millantando l'acquisto del Cosenza Calcio grazie a una fantomatica vincita al Superenalotto da 47 milioni di euro, che, sorpresa, non è mai esistita. Nel 2014 la stampa locale riportava il suo nome come possibile acquirente della squadra, ma l'unico gol segnato fu quello di sparire quando si trattava di tirar fuori i soldi. Dall'altra parte, Alessandro Proto, il remida dei finti affari, non si è accontentato di una squadra sola. Nel 2012 annunciò con gran fanfara di voler acquistare il Torino FC, promettendo di riportarlo ai fasti di un tempo. Ma non si fermò qui. Proto dichiarò anche di essere in trattativa per il Grosseto, un'altra squadra che, secondo lui, sarebbe diventata il suo giocattolo personale. Risultato? Nessun acquisto, nessun contratto, solo titoli sui giornali e un sacco di persone che si chiedevano «Ma chi è questo tizio?». La similitudine è lampante. Entrambi hanno usato il calcio come palcoscenico per costruire un'immagine di potenza finanziaria, salvo poi lasciare il campo senza nemmeno scaldarsi. Risata d'autore. Se Barzan e Proto fossero allenatori, la loro tattica sarebbe il 4-4-2, 4 promesse, 4 sparizioni, 2 querele in arrivo. Entrambi sembrano aver preso ispirazione dal manuale immaginario di Silvio Berlusconi, come diventare famosi con charme, promesse e un po' di calcio. Berlusconi comprò il Milan e costruì un impero mediatico e politico. Barzan e Proto, invece, hanno provato a imitarlo senza passare dal via. Barzan, con le sue apparizioni in TV come esperto di cronaca nera, pur non essendo avvocato come ammesso alle Iene, ha cercato di costruirsi un personaggio pubblico, proprio come Proto, che si presentava come un magnate immobiliare capace di trattare con star di Hollywood e miliardari. Proto, infatti, negli anni d'oro, o meglio di latta, si vantava di essere il consulente di personaggi come Madonna o Leonardo DiCaprio e di avere in tasca accordi per acquistare quote di grandi aziende. Peccato che, come emerso dalle inchieste giornalistiche, molte di queste trattative fossero solo comunicati stampa ben orchestrati. Barzan, dal canto suo, ha sfruttato il caso di Pierina Paganelli per diventare un volto fisso nei talk show da Rai a Mediaset, nonostante le ombre sul suo passato e una condanna per truffa nel 2023. Entrambi hanno capito che in Italia la visibilità è moneta sonante e hanno provato a incassarla senza badare troppo alla verità. Risata d'autore, Barzan e Proto sono come due cover band di Berlusconi, ma senza orchestra e con il microfono spento. Un altro punto in comune è la loro abilità nel reinventarsi. Barzan si è presentato come avvocato a diverse persone, salvo poi chiarire, sotto pressione delle Iene, che no, non lo è mai stato.
Ha convinto clienti come Valeria Bartolucci e un parrucchiere di Riccione di essere un esperto legale, salvo poi lasciarli con promesse non mantenute e, in alcuni casi, buchi finanziari. La sua condanna per truffa, legata a un assegno falso da 2 milioni di euro per aprire un conto corrente, dimostra che il suo talento per la reinvenzione non è esattamente legale. Proto, invece, era un maestro del trasformismo. Si presentava come un tycoon immobiliare, ma le indagini hanno rivelato che molte delle sue società erano poco più che scatole vuote. È stato accusato di aver manipolato il mercato con false informazioni su trattative inesistenti e di aver truffato clienti con promesse di investimenti immobiliari mai realizzati. Entrambi, insomma, hanno venduto un'immagine di sé che esisteva solo nei loro racconti, un po' come se avessero aperto un negozio di specchi rotti. Risata d'autore. Se Barzan e Proto fossero su LinkedIn, il loro job title sarebbe esperto in sogni irrealizzabili e sparizioni strategiche. Le storie di Barzan e Proto sono costellate di persone che, fidandosi delle loro parole, hanno perso soldi, tempo e speranze. Barzan, secondo le Iene, ha raggirato un parrucchiere di Riccione promettendogli l'acquisto di un negozio, 30.000 euro di caparra, mai registrato, e un'ex amica con un fantomatico investimento immobiliare a Dubai, 40.000 euro spariti nel nulla. A Cosenza ha convinto amici a dargli soldi per progetti come una palestra o un posto in banca, senza mai restituire nulla. Proto, invece, ha fatto sognare in grande. Prometteva appartamenti di lusso, investimenti milionari e persino incontri con celebrità. Le sue vittime, spesso piccoli investitori o persone in cerca di un'occasione, si ritrovavano con contratti fasulli e conti in rosso. Entrambi hanno sfruttato la fiducia altrui, lasciando dietro di sé una scia di denunce per truffa, insolvenza fraudolenta e, nel caso di Proto, anche manipolazione del mercato. Risata d'autore, Barzan e Proto sono come due venditori di pentole magiche, ma invece di pentole vendono buchi neri finanziari. Entrambi amano il lusso, o almeno l'apparenza del lusso. Barzan a Cosenza girava con auto di lusso, noleggiate, non sue, e si presentava come un uomo di successo, con una sorella avvocato e un padre ex bancario per dare credibilità alla sua immagine. Proto, invece, era il re delle foto patinate. Ville, yacht, abiti firmati, tutto rigorosamente in affitto o in alcuni casi mai pagato. È stato denunciato per un soggiorno di 11 mesi in un hotel di Salerno, dove ha accumulato un conto di 117.000 euro senza saldare, una mossa che, curiosamente, ricorda Barzan, accusato di aver fatto lo stesso in un altro hotel. Questo stile di vita sopra le righe serviva a entrambi per convincere le loro prede che fossero uomini di successo. Peccato che i conti in banca raccontassero un'altra storia, assegni scoperti, promesse non mantenute e una collezione di denunce che farebbe invidia a un serial killer, di sogni, ovviamente. Risata d'autore. Barzan e Proto vivono come se avessero il conto in banca di Elon Musk, ma il saldo effettivo di un barista in crisi. Quando le telecamere delle Iene o le inchieste giornalistiche li mettono alle strette, entrambi adottano la stessa strategia: negare, contrattaccare e, se possibile, sparire. Barzan, intercettato da Gaston Zama, ha definito il lavoro delle Iene sciacallaggio mediatico e ha minacciato azioni legali sostenendo di non avere condanne, salvo poi emergere quella per truffa del 2023. Proto, dal canto suo, ha sempre rigettato le accuse, definendosi vittima di invidie e complotti, mentre le sue società finivano sotto indagine e lui accumulava condanne. Entrambi poi hanno un talento per trasformare le critiche in pubblicità. Più si parla di loro, più trovano modo di restare sotto i riflettori. È il paradosso del truffatore moderno. Anche una brutta notizia è una notizia, e la notorietà è benzina per il loro motore. Risata d'autore. Barzan e Proto affrontano le accuse come due attori di soap opera. Non sono io il cattivo, è il mondo che non capisce il mio genio. Sia Barzan che Proto hanno un curriculum giudiziario che sembra un'enciclopedia del diritto penale. Barzan è stato condannato nel 2023 per truffa, con una pena di 6 mesi, sospesa, per aver usato un assegno falso da 2 milioni di euro per aprire un conto corrente. A questo si aggiungono denunce per truffa da parte di un parrucchiere, un'ex amica e persino amici di Cosenza che lo accusano di aver promesso lavori e investimenti mai realizzati. Proto, invece, è stato condannato più volte: manipolazione del mercato, falso, truffa e persino una condanna per aver violato il codice della strada, perché, già che c'era,
perché non aggiungere un po' di varietà? Le sue società sono state al centro di indagini per operazioni finanziarie opache e le sue promesse immobiliari hanno lasciato decine di vittime. Entrambi, insomma, hanno un rapporto complicato con la legge, ma un'abilità straordinaria nel continuare a navigare tra un'aula di tribunale e l'altra. Risata d'autore. Se Barzan e Proto scrivessero un'autobiografia, il titolo sarebbe Come trasformare una denuncia in un'opportunità, o almeno provarci. Conclusione. Due facce della stessa medaglia, falsa. Davide Barzan e Alessandro Proto sono come due gemelli separati alla nascita, uniti da un talento per le promesse impossibili e un'allergia alla verità. Hanno usato il calcio, i media e l'apparenza del successo per costruire castelli in aria, lasciando dietro di sé vittime, denunce e un sacco di risate amare per chi segue le loro storie. Barzan, con il suo passato a Cosenza e le sue apparizioni TV, sembra un Proto 2.0, ma con meno yacht e più talk show. Proto invece è il pioniere, il maestro delle illusioni che ha aperto la strada a personaggi come Barzan. La morale? Attenti a chi vi promette la luna. Potrebbe essere solo un altro Barzan o Proto, pronto a vendervi un sogno che esiste solo nella sua testa. E per carità, controllate sempre il casellario giudiziale prima di firmare un assegno. Quello di Pierina Paganelli non è stato soltanto un delitto brutale. Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di una messinscena accuratamente pianificata, un'azione criminale costruita nei dettagli per sviare le indagini. Lui da Silva, l'infermiere attualmente accusato dell'omicidio della 78enne, per la procura non avrebbe potuto architettare e mettere in atto da solo un piano tanto articolato. Le evidenze raccolte finora rafforzano una convinzione che si sta facendo sempre più granitica tra gli inquirenti. Da Silva avrebbe avuto dei complici. Non si tratterebbe solo di una complicità morale o indiretta, ma di un aiuto concreto, materiale, prestato nelle ore immediatamente successive all'omicidio. Qualcuno, ipotizzano gli investigatori, lo avrebbe affiancato nella ripulitura della scena del crimine e soprattutto nell'allestimento di un finto scenario di violenza sessuale sul cadavere di Pierina. Un chiaro tentativo di depistaggio, messo in atto per alterare la scena e indirizzare le indagini su un binario fuorviante, creando l'apparenza di un'aggressione a sfondo sessuale. In questo contesto si inserisce la figura di Valeria Bartolucci, moglie di Da Silva, la cui posizione rimane ambigua. Non risulta formalmente indagata, ma appare sempre meno marginale agli occhi degli inquirenti. Recentemente è stata convocata per la seconda volta in procura come persona informata sui fatti. Di fronte agli inquirenti, però, ha scelto di non rispondere alle domande, avvalendosi della facoltà di non rispondere garantita dalla legge. Eppure, negli atti di indagine è emerso un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo. Un messaggio vocale registrato da Bartolucci e inviato a un'amica. In quell'audio la donna racconta un episodio sconcertante. 3 persone, la sera del delitto, avrebbero bussato alla sua porta e l'avrebbero invitata a scendere nel garage dove giaceva il corpo senza vita di Pierina Paganelli. Una volta lì, le avrebbero chiesto come ripulire il sangue. Se questa versione dovesse trovare riscontri, segnerebbe una svolta clamorosa nell'inchiesta e spalancherebbe nuovi scenari investigativi. Tuttavia, le sue dichiarazioni, per quanto gravi, sono in netta contraddizione con quanto ricostruito finora dagli inquirenti. Nel frattempo, la procura prosegue con il massimo riservo, ma qualcosa è cambiato nel tono e nell'approccio. L'idea che Da Silva possa aver agito in solitudine appare ormai superata. L'ipotesi di un coinvolgimento di terzi, che siano stati complici attivi o abbiano successivamente coperto le sue azioni, non è più considerata una possibilità da verificare, ma un pilastro attorno al quale si sta consolidando l'intera indagine. La difesa di Bartolucci, affidata all'avvocata Chiari Rinaldi, respinge ogni insinuazione. La mia assistita ha già collaborato pienamente con le autorità, ha dichiarato. Ha fornito spontaneamente il proprio DNA, il telefono cellulare e il computer, e non esiste al momento alcuna contestazione formale a suo carico. Sta solo esercitando un diritto previsto dalla legge. Nel frattempo, proseguono le analisi scientifiche e le trascrizioni delle ultime intercettazioni. Ma un punto appare ormai certo per gli investigatori. La notte in cui Pierina Paganelli è stata uccisa, lui Da Silva non era solo nel garage. Qualcun altro era con lui.
e quel qualcuno, presto o tardi, potrebbe uscire dall'ombra. Caso Liliana Resinovic, colpo di scena sulla frattura. Il preparatore anatomico confessa, la prova chiave ora vacilla. Un fulmine nel mezzo dell'inchiesta. A quasi 3 anni dalla morte di Liliana Resinovic, la verità faticosamente emersa, grazie alla superperizia disposta dalla procura, potrebbe nuovamente vacillare. A destabilizzare tutto è una dichiarazione shock arrivata in queste ore. Il preparatore anatomico, che partecipò alla prima autopsia sul corpo della donna, ha ammesso di poter essere stato lui inavvertitamente a causare la frattura della vertebra toracica T4. Una rivelazione tardiva, inattesa e potenzialmente esplosiva. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, il tecnico ha dichiarato solo ora, dopo oltre 3 anni, che il danno alla colonna vertebrale della 63enne triestina potrebbe essere stato provocato durante la manipolazione del cadavere. Una semplice manovra errata, compiuta su un corpo reso fragile dalla decomposizione. La frattura alla T4 era stata uno dei punti cardine della perizia, firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo e depositata nel gennaio 2024. Un documento che aveva radicalmente sovvertito la prima ricostruzione della vicenda, quella che parlava di suicidio. Secondo la Cattaneo, Liliana sarebbe stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, e il decesso sarebbe compatibile con una forma di asfissia violenta, probabilmente strangolamento a mani nude da dietro. La frattura alla vertebra toracica rappresentava un elemento coerente con un'azione brutale, un colpo sferrato durante un'aggressione. Ma ora tutto cambia. L'autoaccusa del preparatore rischia di compromettere una delle prove principali su cui si era basato il nuovo impianto accusatorio. Una semplice frase: "Potrei essere stato io a causare la frattura", rischia di far crollare uno dei pilastri che avevano ridato speranza a chi, come il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, si è battuto per anni contro l'archiviazione. Sergio è sconvolto, è inaccettabile, sono sgomento, vergognoso. La rabbia è palpabile. La scoperta, presa dalle pagine dei giornali, è stata un vero e proprio pugno nello stomaco. Perché solo ora? Perché dopo tutto questo tempo? Perché mettere in discussione una verità appena conquistata, si domanda. E in effetti i tempi della rivelazione lasciano spazio a numerosi interrogativi. Nessuno tra i presenti alla prima autopsia aveva mai accennato a una possibile lesione causata accidentalmente. Né durante le prime consulenze medico-legali che indirizzavano verso la pista del gesto volontario, né quando la procura chiese l'archiviazione. Solo a febbraio 2024, dopo la riesumazione ottenuta grazie all'ostinata battaglia legale di Sergio, si arrivò alla verità, allora ritenuta definitiva, contenuta nella superperizia. Nel frattempo lo scenario giudiziario si è fatto ancora più delicato. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è attualmente indagato per omicidio. E in questo contesto l'ammissione del tecnico anatomico potrebbe rappresentare un elemento destabilizzante, se non addirittura decisivo. Se la frattura fosse post mortem e non connessa a un atto violento, l'intera ipotesi di strangolamento perderebbe forza. Rossana Bussani, direttrice della diagnostica autoptica dell'ospedale di Cattinara, prova a riportare la vicenda nel campo della prassi medico-legale. Fratture simili possono accadere più spesso di quanto si immagini, specialmente se il corpo è in stato di fragilità. Ma il fatto che nessuno lo abbia segnalato all'epoca, neppure in via ipotetica, resta un'ombra pesante su tutto l'operato. Mentre la procura valuta il peso della nuova dichiarazione e se richiedere ulteriori accertamenti, la fiducia di Sergio Resinovic vacilla di nuovo. La sua lotta per dare un volto e un nome alla morte della sorella subisce una nuova battuta d'arresto. Un inciampo che, in assenza di riscontri certi, rischia di restituire nuovamente il caso Liliana Resinovic a quel limbo di incertezza da cui faticosamente si stava tentando di uscire. Ciao Eder, ti seguo per la vicenda Resinovic apprezzando molto il tuo lavoro. Volevo fare una segnalazione che evidenzia, se serviva a ribadirle, tutte le anomalie che riguardano Sebastiano. Non mi dilungo, certo che saprai analizzarle giungendo a delle riflessioni. Allego istantanee di video del contenuto degli armadi di Lilli messi a disposizione da Visintin ai vari giornalisti, 8 giorni dopo la scomparsa di Lilli. Il 31 dicembre 2021 e 20 giorni dopo il 14 dicembre 2021.
Nota i giubbotti presenti prima e poi assenti dopo, e la posizione di quelli rimasti, segno che l'armadio è stato toccato. Io mi sono fatto questa idea. 8 giorni uguale giubbotto grigio presente, 31-12 giubbotti sposati e grigio assente. È il giorno dopo il 30-12 giorno del famoso problema notturno all'auto del figlio di Seba. Viene da pensare che sia stata cambiata Lily con indumenti puliti senza tracce prima di farla ritrovare? Il famoso staging. Chissà se esistono altri frame per capire come si è mosso l'armadio in quei giorni. Sebastiano, per fortuna, è stato così generoso a fare vedere la casa a tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.